Benvenuti, sono il dottor Barchitta, direttore sanitario della clinica Barchitta. In questo video vi farò vedere un intervento importante, molto interessante, dove ci saranno delle scene anche chirurgiche e non sono consigliati a persone che hanno sensibilità in questo. Quindi ci sarà anche il paziente che testimonierà la sua soddisfazione e sarà interessante vedere tutto il video. Quindi ci incontreremo alla fine per commentare insieme in questo importante intervento. A dopo. Bene, oggi vi faccio vedere la membrana di Snyder, come è stata scollata. Adesso la respirazione del paziente, vedete come va su e giù, quindi vuol dire che la membrana è completamente intatta, è stata completamente scollata con questo piezo. Riesci a vedere bene? Eccolo qui. Bene, una volta fatto questo, noi adesso metteremo in protezione la membrana per poi inserire l'impianto transinusale, dove Buongiorno a tutti, Buongiorno. Buongiorno signor Basile, Buongiorno. Grazie di essere venuto Grazie a voi. a fare la sua testimonianza. Oggi siamo qui appunto per la testimonianza di Basile, che ci ha concesso questo onore di parlare della sua esperienza positiva, di aver fatto un lavoro importante. Ha già messo un po' di gel. Ecco qua, un po' Grazie. di gel, così abbiamo la nostra protezione, qui, siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Allora disperato perché praticamente non aveva... Ho avuto una brutta esperienza prima, se per quello. Ho fatto 4 impianti, avevo la protesi mobile. Non hanno retto. Ero un po' diffidente nei confronti di un nuovo intervento, diciamo, perché non pensavo che andasse a buon fine. Poi, grazie a mia moglie, che guardando su internet, guardando di qua, guardando di là, mi fa: andiamo dal dottor Barchitta, che l'abbiamo qua in casa, essendo di Spinea, vivendo qua. Che la sua situazione era molto particolare, direi drammatica. In effetti qui ho una radiografia di com'era prima, praticamente non aveva osso da nessuna parte, solo un po' in questa zona e appena in questa zona. Ok? Ecco, si può vedere l'impianto che è andato ad inserirsi praticamente nel pavimento laterale del naso qui e passa attraverso il seno. In un certo senso abbiamo creato la possibilità di eseguire questo intervento, diciamo, in sedazione, e quindi inserendo subito degli impianti, come vediamo qui abbiamo inserito tutti degli impianti, addirittura abbiamo messo degli impianti in più e abbiamo messo questo impianto, che è un impianto sinusale e praticamente va ad attaccarsi nella parete laterale del naso, quindi è un impianto particolare. Oltretutto abbiamo fatto anche il grande rialzo del seno mascellare. Prima di venire qua, quando avevo la protesi mobile, sono arrivato in punto che non pranzavamo insieme, non cenavamo insieme con la famiglia, cioè loro mangiavano per primi e io mangiavo dopo, perché mi balava la protesi e a questo punto lo toglievo da solo, essendo al tavolo, lo toglievo e mangiavo senza
Oppure avevo in macchina la mia bustina di plastica dove mettevo la protesi mentre guidavo per arrivare a casa e molto molto... Quindi pensiamo cosa vuol dire avere una protesi in bocca che si muove continuamente e il disagio anche con le persone, Certo. familiari. Anche prima dell'intervento non ero sicuro di me, mi sentivo frustrato, ero a disagio, adesso sono tornato normale, rido, sorrido, parlo con le persone senza paura. Bene, senza paura. Avete sentito le parole del paziente, contento, soddisfatto, aveva perso le speranze ormai di avere dei denti fissi, glieli abbiamo dati, è felicissimo, noi anche, vi abbiamo fatto vedere la tecnica anche chirurgica, spero sia stato interessante per voi, se avete dubbi, domande, noi siamo sempre a disposizione, seguiteci per vedere sempre interventi interessanti. La felicità è un bel sorriso.